Bella a tutti ragazzi, benvenuti in un nuovo video del mercato Batman Napoletano. Come state? Spero tutto bene. In questo video andremo a reagire alla classifica di Serie A dopo la 15ª giornata. Sì, questa è la 15ª? Sì, questa è la 15ª. Allora, perché nuovo nel canale, il format andrò a dire squadra per squadra e posizione per posizione fino ad arrivare alla prima e a dire anche il mio parere sulla posizione di ogni squadra. E allora partiamo dall'ultimo. Fiorentina, 6 punti, 20° posto. Fiorentina che perde anche questa partita col Verona, che perde per 2-1 se non sbaglio, sì, per 2-1. E Fiorentina che ormai è caduta libera. Io magari verso la 10ª, 12ª giornata davo fiducia alla Fiorentina, dicevo vabbè, mo possono fare meglio il nuovo allenatore, invece no, dopo arrivati a un certo punto non puoi fare più niente. Ormai manca sempre Milo alla metà del campionato. Cioè, mancano questa qua è la settimana della 16ª, quindi mancano più o meno 4 settimane, meno di 4 settimane alla metà di campionato. Manca poco a metà campionato, ad arrivare a metà campionato. Quindi la Sidana si da proprio al limite incomincia a vincere. Ehm, Oppure rimarrà a sotto in zona retrocessione, e retrocederà in Serie B. Poi Pisa, 19°, 10 punti. Pisa che perde anche la propria partita. Non c'era da aspettarsi più di tanto, Non, non c'era da aspettarsi tanto dal Pisa. Magari uno si aspettava più 16°, 17° posto, però eh, non c'erano grandi aspettative sul Pisa. Poi Verona 18°, con 12 punti per lo stesso motivo del Pisa. Non c'era da aspettarsi così tanto. 17° posto Parma, che perde questa, la partita di questa giornata, che ha 14 punti. Cioè, se sì, continua così. Questa secondo me rimarrà 16°, 17° e non replicherà la stagione dell'anno scorso che è arrivata alla 15ª. E poi 16° va a Genoa a pari punti con il Parma. Genoa che si è data una svegliata dopo l'esonero di Patrick Vieira e l'arrivo di De Russi. Quindi il Genoa si sta un po' risvegliando. Vabbè. Cagliari 15° a 14 punti. Lecce 16 punti del 14°. Torino 13, 17°. Atalanta 12ª
19 punti. Secondo me il Palladino può far di meglio. Può trasformare magari, sta trasformando anzi, ehm, Scamacca in Moise, no? Nel senso che sta facendo rendere al meglio Scamacca come ha fatto l'anno scorso con Moise. E secondo me si può fare di meglio, ma come ho detto per la Fiorentina, appena si arriva a un certo punto del campionato non puoi tornare tanto dietro. Cioè non puoi ehm, far di meglio, vuoi fare poco ma non tanto. Poi Cremonese 11°, 20 punti. Secondo me tempo 1 o 2 giornate la salvezza l'ha accettato in piena, tempo di arrivare verso la 20ª magari, dai. Però secondo me secondo me il tempo di arrivare alla 20ª giornata della salvezza è piena. Poi Udinese decimo che vince la partita contro il Napoli, calma fa, a 21 punti. Secondo me Udinese che più o meno in questa posizione arriverà a fine anno, quindi 10°, 11°. Poi Sassuolo che pareggia la partita contro il Milan, diciamo che Sassuolo e Milan si sono sempre scannati, tra virgolette. Lazio ottava a 22 punti, sembra che si sta riprendendo un po', però secondo me può arrivare in Conference League perché la Conference League è a 3 punti da loro, cioè al minimo può arrivare in Europa, basta fare secondo me 2 vittorie, arrivare a 38 punti, a 28 punti e sperare che almeno il Bologna ne perdi una e così il Bologna e Como ne perdono una, così sì, la salvezza tra virgolette è stata centrata, cioè la conference è stata centrata. Como settimo, 24 punti, ci stavano magari più aspettative sul Como che poteva arrivare in Europa e quant'altro, però secondo me il Como non arriverà in Europa, cioè secondo me massimo alla Conference League. Poi non ve lo so dire, il campionato è ancora lungo e non ve lo so dire. Scusate il cambio di postazione. Ho dovuto fare un cambio un attimo. Poi sesto Bologna con 25 punti. Bologna che può fare col tantino in più, a mio parere. Poi Juventus quinta a 26 punti. Roma che vince la sua partita, cioè contro il Como ieri, e ha totalizzato 3 punti, a un punto dal Napoli e a 3 dalla Vita. Poi proprio a Napoli ora parliamo, che appena 31 punti, che perde la propria partita domenica alle 3 contro l'Udinese per 1-0. E che secondo me il Napoli sta di nuovo in crisi, secondo me sta ripassando quella crisi prima della 13ª giornata. Conte fatta a fare una settimana o almeno un paio di giorni a Torino, fatti un po' a Torino e poi ritorni dopo un paio di giorni. Poi dopo un paio di giorni deve tornare a Napoli, vabbè. Milan secondo, 32 punti, che pareggia contro il Sassuolo. E secondo me più o meno la classifica sarà questa di Serie A, cioè almeno delle prime 4. Inter solo con pochi cambi, Roma quarta, Inter terza, Milan seconda e Napoli prima, secondo me. Vabbè, Inter primo che ha 33 punti, poi che vince la partita, la propria partita,
contro il Genoa, sì, contro il Genoa, per 2-1, che poi sono un po' più micuro, no? Lei ma come l'ha fatta a piangere il culo? Cioè, chi il giocatore dell'Inter ti ha fatto un passaggio da fatto. Vabbè, grazie a tutti per la visione, ci vediamo in un prossimo video, mi raccomando, iscrivetevi al canale e lasciate un bel like. Ciao!